Euroregione News. Sport è movimento e salute. La provincia di Udine ha promosso un'iniziativa indirizzata principalmente alle persone adulte. Lo sport, inteso come movimento, una passeggiata o un ballo, è sicuramente una medicina per affrontare l'avanzare degli anni in salute. Abbiamo sentito il sindaco di Codroipo, da dove è partita e si è conclusa l'iniziativa, e l'assessore provinciale all'istruzione e alle attività sportive e ricreative della provincia di Udine, Beppino Govetto. Il comune di Tolmezzo, di Buia, di Palmanova, di Cividale del Friuli, di Latesiana, oltre ovviamente Codroipo, in uno spaccato che rappresenta di per sé oltre la metà degli abitanti e della popolazione di tutta la provincia di Udine. L'evento sta proprio nelle immagini che stiamo vedendo, cioè gente contenta, gente serena che sta ballando, che quindi sta facendo un'attività motoria importante e adeguata alla sua età, perché dobbiamo ricordare che il ballo è proprio un'attività motoria che si sposa perfettamente con l'età avanzata. Perché questo? Perché nel ballo ci sono le pause, ci sono le riprese, quando uno è stanco si ferma, poi parla, poi ascolta musica, quindi viene di buon umore, tutti elementi importanti che fanno sì che uno possa vivere anche i suoi anni, diciamo così, più adulti, in serenità e in buona salute. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.